E buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi in modalità canarino e stiamo per presentare il torneo dei candidati, il torneo più importante che si tiene ogni anno nel circuito scacchistico. Intanto vi ricordo che mancano 3 giorni alla scadenza dell'offerta del corso più completo mai realizzato sulla strategia. Trovate il link in descrizione, l'8 aprile scadrà l'offerta dello sconto del 40%. Ma torniamo a noi e andiamo a parlare di questo torneo dei candidati, dove ci sono gli 8 giocatori che si sfidano tra di loro per andare poi, per avere il privilegio di andare poi a sfidare l'attuale campione del mondo in carica, Ding Liren. È un torneo questo che permette al giocatore veramente di svoltare la vita, perché puoi passare da essere un giocatore top nell'elite a essere un giocatore ricordato per sempre. E vediamo chi sono i giocatori che si sfidano, eccoli qui. Abbiamo Jan Nepomniachtchi che non ha bisogno di grandi presentazioni, ormai lo conosciamo benissimo, è stato più volte lo sfidante del campione del mondo, ma purtroppo non ci è mai riuscito né con Carlsen né con Dinga. Abbiamo poi il giovanissimo Pragnananda che si trova qui perché si è classificato secondo alla Coppa del Mondo. Abbiamo Fabiano Caruana, terzo classificato alla Coppa del Mondo. Abbiamo Abasov che nel nostro caso va a sostituire Carlsen, che ovviamente ha rifiutato l'invito di partecipare al torneo dei candidati. Ormai sappiamo che Carlsen sta un pochettino abbandonando questo settore del torneo dei candidati per andare a sfidare il campione del mondo. Lui propone delle modalità diverse con altri tempi e come mi diceva anche qualcuno, probabilmente voci dicono che Carlsen ha paura di queste nuove leve. Infatti la media degli anni, cioè, è veramente bassissima, sono tutti giocatori molto giovani e proprio quando hai 20 anni o poco più che puoi dare il meglio di te anche proprio dal punto di vista psicologico del cervello. Ricordiamoci Kasparov che quando divenne campione del mondo era giovanissimo. E poi abbiamo il grande Vidit, anche lui vincitore del Grand Swiss, Nakamura secondo classificato al Grand Swiss, poi abbiamo Alireza Firouzja qualificato per il rating a quasi 2760 punti ed è l'acerrimo nemico di Carlsen. Carlsen avrebbe voluto una sfida, un match con lui e per finire andiamo al Gran Maestro Gukesh, anche lui classificato tramite il circuito FIDE. Bene, questi sono gli 8 campioni che si sfideranno per questo torneo. Come vi dicevo, nel momento in cui riesci a vincere questo torneo vuol dire che sei veramente il migliore tra tutti questi e qui il tuo nome veramente inizia a fare la storia. Se poi vai a sfidare il campione del mondo e vinci, diventi campione del mondo di scacchi e lì la tua vita veramente cambia. Ma andiamo a vedere quali sono i premi, perché è molto importante in ogni torneo, va bene tutto, va bene l'intrattenimento, va bene che noi ci divertiamo sempre a vedere questi mostri che giocano fra di loro, ma vediamo anche loro quali incentivi hanno per fare questi tornei. E ragazzi, rimarrete a bocca aperta perché, perché i premi sono i seguenti. Allora, c'è un montepremi complessivo di 500.000 euro. Ragazzi, sono pochissimi. Sono pochi, cioè non so se vi rendete conto. E sono spartiti in questo modo. Il primo che vince questo torneo, e vi ricordo che il torneo inizia oggi e finisce, se non erro, il 22 di aprile, quindi sono un 20 giorni di fuoco. Il primo che vince il torneo, 48.000 euro. 48.000 euro. Il primo. Il secondo, 36.000 euro. Il terzo, 24.000 euro. A questi si sommano 3.500 euro per ogni mezzo punto ottenuto da ogni giocatore. Ok, per carità, non stiamo parlando di bruscolini, ma qui stiamo parlando dell'elite, di gente che studia 12 ore al giorno scacchi e se trasportiamo tutto ciò
paragonato al calcio e alla Serie A, stiamo parlando di bruscolini. Qui il più panchinaro, il più scrauso della Serie A, della squadretta più scrausa di Serie A del Bengala, guadagna di più rispetto a questi geni che si fanno un mazzo così. Non ho parole, purtroppo è il mercato degli scacchi, io spero che crescerà. Anche noi con Matto Scacco abbiamo questa finalità di divulgare, di far entrare sempre più persone e appassionarsi a questo gioco, perché più il mercato diventa grande, più anche i soldi girano attorno a questo mercato e più le cose potranno prendere un'altra piega. Quindi ragazzi, condividete questo video, fate girare, aiutate veramente a far crescere questo mercato, questo settore, perché c'è bisogno. Non è possibile che il primo vince 48.000 euro, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Va bene, detto ciò, si sfidano a Toronto in Canada e andiamo a vedere già ieri che ci sono stati i primi accoppiamenti. Allora andiamo su e ti faccio vedere, già ti spoilerò in anteprima, in realtà i risultati sono pubblicissimi, ma ci sono state tutte patte. In questo primo turno, giocato il 4 aprile, ossia ieri, 4 patte. Sarà che ogni mezzo punto fanno 3.500 euro. Hanno detto, raga, facciamo così, iniziamo a scaldarci, ci prendiamo 3.500 euro a testa e sono messi d'accordo. No, scherzo, tutt'altro che messi d'accordo, perché alcune partite sono state veramente sanguinarie. Ora, per motivi di tempo non potremo andare a vederle tutte e anche secondo me fare una rapida carrellata di tutte avrebbe poco significato. Ho preso la partita di queste 4 che secondo me è stata più bella e la andremo a commentare. Sicuramente quella che farà più scalpore sarà la partita giocata tra Nakamura contro Caruana, che è finita in pareggio anche quella, ma è stata una partita anche quella secondo me abbastanza tranquilla. Quella che ti voglio proporre oggi invece, tra l'altro Nakamura ha veramente finalmente la grande possibilità di diventare campione del mondo, che Nakamura è sull'onda della cresta da un sacco di anni, lo merita. Caruana forse lo merita ancora più di lui. Caruana, ragazzi, è stato l'unico che ha tenuto testa veramente a Magnus Carlsen, erano andati agli spareggi, quindi ci sono tantissime persone che meritano. Alireza Firouzja merita anche lui di vincere, quindi è veramente un torneo che ci terrà tutti sulle spine. Qui sul Matto Scacco ovviamente commenteremo giorno dopo giorno su come sta andando. Intanto tutte patte in questo primo turno e andiamo a vedere. Voglio proporti secondo me una partita molto interessante, quella tra Alireza Firouzja e Praggnanandhaa. Ricordiamoci, siamo ai top mondiali. Qui chess.com mi dà una precisione alla fine di questa partita del 96.7% per il bianco, 97% per il nero. Stiamo parlando di macchine, ragazzi. Qualche piccola imprecisione, qualche piccolo errore e lo vedremo. Allora, Alireza, il francese, che in realtà poi è stato nazionalizzato francese, apre con E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, partita spagnola. Ormai credo che abbiamo la nausea di questa partita spagnola, sappiamo a memoria come funziona e quindi fin qui, ragazzi, che ve lo dico a fare, è tutta teoria. Non ne andrei neanche a vederla perché è tutta teoria, tutte partite giocate totalmente a memoria e qui veramente c'è poco da dire. Qui arriva donna E1 e tu mi dirai, ma che mossa strana donna E1, adesso l'alfiere potrebbe catturare il cavallo andando a rompere la struttura pedonale dell'arrocco. Sì, questo fa parte sempre della teoria. Ora il cavallo si deve ritirare, per esempio, la partita non è andata così, ma ora in questo caso il cavallo si deve ritirare e dopo una mossa come F4, anzi prima B4 consiglia il motore e ora il cavallo si deve ritirare, sono una peggio dell'altra questa ritirata. Se il cavallo va in E6, che sembra la mossa più logica che blocca anche questo pedone, arriva F4 e ora questi pedoni sono molto forti del fatto che tutti i pezzi del nero possono muoversi solo su caselle di colore nero. E guarda caso tutti i pedoni del bianco sono posizionati su caselle di colore nero che mantengono perfettamente le case scure. Quindi questo tipo di conformazione, benché siano dei pedoni doppiati, benché il bianco si sia distrutto l'arrocco, strategicamente parlando, a livello punto di vista posizionale della posizione, in realtà va benissimo. L'idea, poi ovviamente anche quella di giocare RH1,
torre G1 e di attaccare in tutti i modi l'avversario. Ovviamente Pragnananda, figurati se così a cuor leggero va a catturare questo cavallo. La partita continua con cavallo C5, prima scelta del motore, cavallo BD2, il cavallo si muove in D2, non tanto per controllare questo cavallo, perché vedremo che poi in partita arriva appunto cavallo B3 e adesso alfiere per F3, pedone. Bene, è interessante ora la partita che si sta ponendo davanti. Iniziano a esserci delle asimmetrie nella struttura pedonale e iniziano a esserci dei piccoli squilibri dati da coppia d'alfiere, quindi 2 alfieri per il bianco e 2 cavalli per il nero. Quindi quando iniziano ad esserci delle simmetrie non è più sicuro che una partita finisca patta, anche se i giocatori giocano tutti benissimo, perché ci possono essere delle cose imprevedibili dati appunto da questi squilibri. Ora è il turno del nero, che è veramente bloccato, ragazzi. Il nero è veramente bloccato, la regina è bloccata, non può andare da nessuna parte, quindi il nero dice: senti, io ho questo alfiere inutile, che sarà probabilmente inutile per tutto il resto della partita, lo metto in G5 e lo vado a cambiare con il suo. Ovviamente F4 non si può giocare perché il punto F4 è ben tenuto, e quindi dopo torre G1 con l'idea di attaccare l'alfiere, ma soprattutto a raggi il punto G7, arriva il cambio da parte del nero. Ora bisogna decidere questo alfiere se catturarlo con la torre, col cavallo o con la regina. Forse con la regina sembra interessante, poiché se la partita segue con arrocco corto arriverebbe donna H6 e qui iniziano ad esserci veramente delle minacce doppie, triple, quadruple interessanti. Dopo G6 secondo me torre G3, torre H3, qui la partita è prossima alla fine, ma ovviamente in partita non va così, non viene catturato l'alfiere, ma non viene catturato l'alfiere con la donna, anche perché sulla cattura di donna in realtà la mossa corretta non è fare questo, ma è fare donna in H4, che è la mossa poi che viene giocata adesso, e infatti dopo cavallo C1, donna H4. Questa donna è uscita, finalmente un po' di spazio, fa pressione su F2, fa pressione su H4, ma soprattutto evita e tiene benissimo, supporta la casa F4, casa dove si potrà installare un fortissimo cavallo. Ricordiamoci, principi generali della strategia, che un cavallo sta benissimo di fronte ai pedoni doppiati. Perché sta bene? Perché in genere non ci sono pedoni sulle altre colonne che possono andare poi a scacciare questo cavallo, quindi fa tutto parte del piano. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Arriva torre G4 per cercare un pochettino di infastidire questa regina, donna in H5 e cavallo in D3. Il cavallo si posiziona al meglio, arrocco corto, e adesso donna E2 per far passare anche l'altra torre. Forse donna E3 sarebbe stata un pochettino più, la donna avrebbe tenuto al meglio le case scure, però probabilmente, non so, forse Alireza aveva paura di un F5 e che potrebbe prendere spazio e minacciare la donna, e perciò in partita viene giocata donna E2. Arriva comunque F5, ma a questo punto presa al varco, torre per F6 e F4. Adesso il nero inizia a fare degli attacchi di matto, uniche mosse obbligatorie per tenere, e il nero continua a essere aggressivo, porta tutti i pezzi in gioco. Il bianco deve continuare a difendersi. Dopo torre 1, donna F7, donna G3, torre H5, A4, torre in F va in H6, e qui la posizione diventa una posizione, diciamo, di non ritorno. Finalmente il nero è riuscito a raddoppiare le torri sulla colonna H, e qui bisogna difenderle, come con torre 2. Tutti i pezzi del bianco sono un pochettino rilegati ad una difesa. Sì, qui c'è un piccolo attacco, ma questo attacco non funzionerà finché ci sarà il cavallo. È vero che questo cavallo potrà essere rimosso con un sacrificio, ma bisogna sempre calcolare tutto bene se funziona. Arriva torre H3 e ora
Alireza finalmente, o non finalmente, è costretto a rimuovere la propria regina, perdendo così il pedone. La regina ovviamente deve andare via. E quindi non potrà più tenere F3. Se rimane in seconda traversa per dare uno sguardo a F3 e arriva semplicemente probabilmente torre. Su questa probabilmente il nero cambia, gioca questa e dopo questa serie di mosse secondo me è molto difficile. Qui re o torre è difficile da giocare come posizione. Anche qui siamo davanti a squilibri, 2 torri per regina, ma è difficile come posizione da giocare. Motivo per cui viene giocata regina in E1 e adesso torre per F3. Il bianco perde un pedone, ma adesso arriva la mossa che può portare fine immediatamente alla partita. Riesci a vedere qual è la mossa del bianco che permette veramente al bianco di ottenere un grandissimo vantaggio? E la mossa in questione è quella che viene giocata cavallo C5, 2 punti esclamativi. Questo cavallo è totalmente in presa, ma non può essere catturato poiché arriverebbe torre in E8 e l'unico modo per evitare il matto per il nero sarebbe quello di dare la regina. Motivo per cui arriva un cavallo in presa, ma non è solo un cavallo in presa, è un cavallo che allora allo stesso tempo aumenta l'attacco e la pressione su questo cavallo in E6 e attualmente ci sono 3 attaccanti, un attaccante che è il cavallo, 2 attaccanti che è la torre, 3 attaccanti che è la regina contro solamente 2 difensori, regina e torre. Quindi il nero non può far finta di nulla in questa situazione, è una situazione molto complessa. Forse cavallo F8 sarebbe la mossa che è difficile comunque, è difficile da gestire, comunque è una ritirata a tutti gli effetti. In partita viene giocata la coraggiosissima donna H5. Wow! Donna H5. Le idee del nero sono quelle di puntare sempre H2 e sperare di creare dei problemi al bianco e cercare sempre di essere attivi con un controgioco attivo. Ora il bianco ha a disposizione, dato che ha la torre sotto, ha a disposizione una mossa che gli permetterebbe di ottenere un vantaggio decisivo da qui fino alla fine della partita, ma ad Alireza, che attualmente ha solo 4 minuti sull'orologio, sfugge questa opportunità. L'opportunità era torre in Eva in G2. Come fermi l'attacco su G7? Non si può. Non si può fermare l'attacco su G7, tenendo conto che arriverà prima cavallo per cavallo, eccetera. Ok, puoi anche catturarmi il cavallo con impresa, ma qui ti arriva matto. Qui ti arriva matto prima o poi. Ho una regina pronta a scendere e dare una mano. 2 torri incolonnate, posso scendere in ottava con l'altra torre, salgo in settima con l'altra torre, qui arriva matto. G6 anche una mossa con G6 non funzionerebbe, arriva questa, ma arriva di tutto. Qui cosa consiglia il motore? Consiglia cavallo E5 addirittura di sacrificare un pezzo. Qui la partita sarebbe stata a senso unico, ma Alireza viene ingolosito da questo cavallo per E6 e questa è stata la mossa mancante. Non è una mossa sbagliata e c'è il motore di chess.com la dà come vittoria mancata. Cavallo per E6 e a questo punto cosa succede? Succede che il bianco ha un vantaggio di +2 di materiale perché in effetti ha un cavallo e un alfiere contro un cavallo. È vero che adesso il nero si rifà sulla torre, ma qui Alireza ha calcolato che dopo cavallo G4 la partita è finita perché arriva torre 8 praticamente imparabile. Il re non ha troppe vie di uscita, non c'è nulla che può tenere. Ok, metto la regina in C8, ti arriva sempre questo. Ok, gioco G6 per far scappare il mio re, arrivano sempre cose allucinanti, arriva torre 8. Attenzione che qui il re non può andare. Qui non può andare, unica via di fuga è G7 e qui è vero che la regina non può scendere a dare scacco perché è tenuta dal cavallo, ma qui con un cavallo così avanzato e supportato da pedone, qui arriva il matto. C'è addirittura, ragazzi, torre in G8 sacrificio e in caso in cui il nero abbocca arriva lo scacco e il re sale su e arriva lo scacco, il re va nell'angolino unica e arriva lo scacco matto. Se il re decide di non catturare questa torre,
ecco, se re decide di non catturare la torre, nessun problema. Torre F8, adesso ancora una volta, unica via di fuga è ritornare in G7, arriva torre F7, ora sei costretto a scendere in ottava e quando scendi in ottava ti arriva anche la regina con scacco matto. Questi erano i calcoli di Alireza Firouzja, cioè quello di dare un matto praticamente imparabile, ma Pragrananda, che ha ora un vantaggio di materiale perché ha diversi pedoni in più e una qualità, gioca cavallo per E5. Questa mossa in qualche modo è un sacrificio di cavallo, ma impedisce e chiude e ritarda l'entrata in ottava della torre. La partita segue con torre per E5 e adesso torre per H2. Ora adesso la torre che è stata adescata non tiene più il punto H2 e arriva il sacrificio con altri 2 punti esclamativi di torre in H2. Ovviamente se fai un sacrificio di questo tipo significa che o hai visto un matto, anche perché dopo questa il nero rimane con 2 pezzi contro 4. Che cosa ha visto? Il nero ha visto la possibilità del perpetuo. Donna in H5. Ora ricordiamoci che il re può andare solo in poche parti, re G2, donna G4, re che scappa di qui. Non c'è alcun modo per il bianco di evitare il perpetuo, non può in nessun modo evitarlo, perché qui non c'è nessun modo. Dopo re G2 la partita finisce in parità. È sicuramente un pareggio, ma è stato un pareggio ultra combattuto. In ogni momento il bianco poteva dare matto, il nero poteva dare matto. Peccato per Alireza che non ha sfruttato al momento giusto torre in Eva in G2, ma da casa, con calma, con l'aiuto dei motori, siamo tutti bravissimi in partita, con la tensione e tutto. Non è facile. Comunque una partita di altissimo livello, una media del 97% di precisione per tutti e due i giocatori su una partita di 40 mosse. E sono state 40 mosse belle serrate. Vedremo e commenteremo anche le partite di oggi, di domani, di dopodomani, perché giocheranno anche di domenica da qui fino al 22. Saranno partite veramente ricche di colpi di scena, ma il livello è veramente altissimo. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi con un commento qui sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Matto Scacco e noi ci vediamo alla prossima con un altro nuovo video. Ciao!